Allora, tante cose mi volevo ricollegare a quello che ha detto Sandro Ennello. Mi volevo ricollegare a quello che ha detto Sandro Ennello. La mancata applicazione dello statuto, tra le tante cose, e il disinteresse assoluto della nostra classe politica ci sta portando che la prossima finanziaria, questa attuale crisi, ce la faranno pagare a noi, perché l'IMU, imposta municipale sugli immobili, ma la maggior parte del patrimonio edilizio si trova in Sicilia. Immobili fantasma, che spesse volte sono immobili abusivi. Ministri, la prima cosa sapete che ha fatto Saverio Romano? Ha ridotto i contributi del conto energia, come se la maggior parte dell'energia fotovoltaica è prodotta in Sicilia. Come può un ministro siciliano ridurre il conto energia? Ma questo vuol dire semplicemente che questa persona di qua non la dovrebbero più fare entrare in Sicilia, altro che dargli voti. Ha fatto la riconversione industriale per le industrie del nord. Le industrie del nord hanno buttato tutti i loro macchinari e li hanno venduti ai cinesi e li hanno fatti nuovi con i soldi dello Stato. E la legge gli ha fatto un ministro di Agrigento. L'industria tessile del nord hanno preso durante il cinquantario, hanno smontato le fabbriche tessili dalla Sicilia, dalla Puglia, quindi alle regioni meridionali in genere, e le hanno rimontate al lago di Garda. Noi eravamo i primi produttori di cotone, io non lo sapevo, l'ho scoperto da poco, perché piantagioni di cotone io in Sicilia non ho mai viste. Grazie, scusate. Del MES e poi qualsiasi che però vuole intervenire a lavorare, qualche domanda ovviamente da parte del pubblico. Ringrazio per la vostra presenza così numerosa. Ormai da qualche anno vengo con una certa cadenza qui nell'Agrigentino, in particolar modo a Favara, dove si è costituito questo piccolissimo ma oggi grande, possiamo dire, gruppo del MIS, che ha cominciato proprio a testimoniare la sua presenza sul territorio per l'impegno della risoluzione dei problemi della quotidianità, perché di questo trattasi da 150 anni a questa parte. Siamo assetati dal problema della vita quotidiana, del come vivere. Ma la cosa più assurda è che siamo stati privati del diritto di cittadinanza, perché fino a prova contraria, se è vero come è vero che da 150 anni si registra l'unità nazionale, è anche vero che prima di essere italiani eravamo e lo saremo ancora siciliani. Ma signori, non siamo da 150 anni più padroni a casa nostra e dobbiamo tornare ad esserlo. Ecco il messaggio del MIS, e lo ritorniamo nella misura in cui chiediamo con forza e crediamo a quelli che sono i nostri diritti sanciti dalla Carta Costituzionale. È stato molto provocatorio l'intervento del vice segretario Santo Trovato, è stato abbastanza storico e di natura giuridica l'intervento del nostro segretario, la prolusione apprezzabilissima di Giuseppe. Abbiamo parlato di cose che sappiamo, non sappiamo, che la scuola, l'istruzione ci ha negato, perché c'è stata una damnatio memoria. Da 150 anni è stata cancellata la nostra storia, millenni di storia, perché quando qui, signore, si filosofava, quando qui si scrivevano i libri, altrove sconoscevano l'uso della penna. Qui c'era diventato, ma da 150 anni, paravite. Ma da 150 anni è passato un assurdo,
di un popolo arretrato, un popolo sottosviluppato, un popolo di razza inferiore, anche questo. Pensate che durante il periodo del fascismo, quando uscì il manifesto della superiorità della razza, dovettero giustificare l'esistenza dei siciliani, perché fino a prova contraria i siciliani sono tutti il contrario di tutto, perché qui questa terra è stata culla di civiltà e noi siamo il risultato di tutte le civiltà, quindi siamo ebrei, musulmani, arabi, cristiani, tutto quello che volete, pure i tedeschi, e quindi dovettero motivare come mai noi alla fine potevamo anche essere italiani. Ma vedete, da 150 anni ci hanno cancellato la nostra memoria, ma non solo. Se a tutto questo poi aggiungiamo mafia e mafiosità, non c'è più niente che picchiare. E proprio è avvenuta una cosa molto brutta, che la sottolinea bene lo scrittore Pino Aprile nel suo libro Terroni. Lui dice che a volte il sopruso subito, la violenza subita è così atroce, così forte, che a solo pensarci fa un male così terribile che si preferisce cancellarla, e quasi nel ricordarla se ne prova vergogna. Noi ci vergogniamo come se ci fossimo meritato quello che ci hanno dato, e non è così. Però dopo le battaglie del 1943 fino ad arrivare al 1946, quando nacque questo patto, questo armistizio tra il popolo siciliano in arme contro l'esercito italiano, e che ebbe i suoi morti, perché lo statuto è stato scritto con il sangue dei martiri siciliani. Antonio Canepa, 17 giugno 1945, lo giudice Rosano, Ilardi, Filiberto, battaglia di Monte San Mauro del 29 dicembre del 1945, con Concetto Gallo che continuò l'opera di comandante dell'Elis, e nella Sicilia occidentale la brigata Palermo di Salvatore Giuliano, sì, perché Salvatore Giuliano fu un indipendentista, credette in quegli ideali di una Sicilia migliore. Diciamocele queste cose, perché spesso, vedete, anche la storia e gli storici, mi ci metto pure io perché faccio questo lavoro per professione, tenta tutto a mistificarlo, a ridurlo e quasi quasi a negarlo, e allora è facile dire brigantaggio, banditismo, tutto quello che volete. Invece c'è stata una resistenza del popolo siciliano, però questa damnatio memoria, questa cancellazione, questo facci ci hanno fatto diventare in questi 150 anni dalla memoria buona. Noi dimentichiamo subito le cose, ci siamo dimenticati di questo patto che si chiama statuto, sottoscritto col sangue dei siciliani, e non abbiamo capito una cosa, perché non ce l'hanno fatta capire. L'essere autonomisti, di sentimento autonomista o indipendentista, perché potrebbe essere questa carta applicata la vera risorsa di una indipendenza economica, perché quando quando si ha il denaro in tasca non si può. Allora diciamo che la vera indipendenza che tutto sommato ci occorre, che ci serve per rilanciare le sorti di questa terra, è l'indipendenza economica, perché se non c'è l'indipendenza economica, signori, non si va da nessuna parte. E questa indipendenza economica noi l'avremmo potuta avere attraverso l'applicazione soprattutto degli articoli 36, 37 e 38. Ascari i nostri deputati regionali sicuramente, ma Ascaro anche il popolo siciliano, perché noi ci siamo dimenticati, non abbiamo capito che il siciliano, se vuole risolvere i suoi problemi, deve essere per convinzione autonomista. E l'essere autonomista non significa separazione, non significa abbiudare anche a un proprio
ad una propria formazione ideologica, una volta si diceva credo politico, perché il diritto dei siciliani non è né di centro, né di destra, né di sinistra, è il nostro diritto. Essere autonomista non significa adesione ad un partito autonomista perché in quanto tale si propone, ma è essere coscienti di avere un diritto e che viene violato da 65 anni, da quando ci è stato dato questo statuto. Non so, ma vi dirò di più, ci dovremmo incazzare ancora di più rispetto a quello che diceva Santo Trovato, perché se è vero come è vero che siamo italiani, bene, dal 1948, quando è stato recepito lo statuto, nato prima, nel 46 il nostro, prima della Costituzione, è stato recepito all'interno della Costituzione, con rango di legge costituzionale, quindi di parte integrante della Costituzione, nel momento in cui non lo si è applicato, allora signori italiani, non più siciliani, visto che ci hanno tolto l'identità, è stata violata e si continua a violare la Costituzione. E allora cominciamo col chiedere il rispetto della Costituzione italiana, Il rispetto delle leggi. nella parte in cui ci compete, nel nostro essere siciliani. Solo così torneremo ad essere padroni in casa nostra. E perché non è stato applicato lo statuto? Alla fine, in base costituente, ci fu un grande economista, il Tremonti di allora, che divenne anche Presidente della Repubblica. Mi sto riferendo a Luigi Einaudi. Luigi Einaudi fece il diavolo a quattro, perché disse: se noi facciamo applicare questo statuto, qui dei Iure, per diritto, stiamo avallando la costituzione di uno Stato nello Stato, perché la Sicilia diventa uno Stato non federato, ma confederato. E guardate che questa sottigliezza viene sancita e sottolineata dall'articolo 31 che ha citato nel Notafisato, in quello dove si dice: il presidente della regione siciliana e non governatore, come dicono i mass media, perché poi magari i siciliani siamo così bestia, no? Che per renderci alla moda, siccome sentiamo dire che oltre lo stretto dicono il governatore della Liguria, il governatore della Lombardia, noi perché siamo cretini, con noi chiamiamo presidente. Governatore è riduttivo, è un'altra cosa, perché il presidente della regione siciliana, che a norma dell'articolo 31 è il capo delle forze di polizia in Sicilia, perché questo dice l'articolo, non me lo invento io, è una figura paritetica con il Presidente della Repubblica Italiana. Ecco la differenza. Però siamo così cretini che diciamo il governatore per essere alla moda. Non so, ma ne diciamo un'altra strafaccionata. Dovremmo richiamare anche gli uomini di cultura spesso che si riempiono la bocca di questi termini nuovi, di questi neologismi. La regione Sicilia, perché c'è la regione Piemonte, c'è la regione Lazio, c'è la regione Lombardia, che sono tutti a statuto ordinario, che non hanno quella specialità che è lo statuto siciliano, e non si sono mai resi conto che ci fu una battaglia per definire regione siciliana con l'aggettivo sostantivizzato, perché si voleva dare questa forte dignità identitaria a questa regione quasi Stato, o Stato se vogliamo, così com'è sulla carta, confederato. Perché vi risulta che esiste la Repubblica Italia, esiste la Repubblica Francia, esiste la Repubblica della che volete, esiste la Repubblica Italiana, e quindi si fece una battaglia non indifferente perché si desse alla Sicilia il titolo di regione siciliana, e questa è una prerogativa di diritto che spesso noi, ecco, nemmeno consideriamo, per essere alla moda, per essere spesso dei bastiani contrari. Certo, i siciliani abbiamo molte vecchie, ignoranti perché si ignora non avendo conosciuto, e d'altra parte io sono diventato un ricercatore
uno studioso della materia, al di là del mio impegno politico e del ruolo che immeritatamente mi ritrovo a sostenere, proprio da una constatazione in classe, perché giovane insegnante entrando in classe una mattina un mio studente mi chiese: professore, ci ha spiegato la sua collega di geografia che noi siamo una regione a statuto speciale. Dico: vero? E dice: però non mi ha saputo dire perché siamo una regione a statuto speciale, me lo dice lei. Io disse: ma guarda sto figlio di buona mezza. Disse: beh sì, siamo speciale perché c'è il Parlamento regionale. E allora dice: ma una legge se la fanno a Roma, in Sicilia queste che cosa fanno? Fanno altre leggi. E come c'è sotto Parlamento? Io disse: ma senti che è, mi informerò su questa cosa. Dopo qualche giorno questo ragazzo, che oggi è un grande sostenitore della nostra causa e insegna all'Università di Catania storia, mi dice: professore, come finimo la questione? E dico: mi deve dare qualche altro giorno di tempo, perché sai, allora non c'era internet. E mi sono come dire, premurato di recarmi in una biblioteca attrezzata, la biblioteca Zandieri Cereale. Ho detto: ma c'è una copia del suo statuto siciliano, eccetera eccetera. Io pensavo che fosse qualche cosa sul statuto, no? Pensando alla Costituzione, avendo studiato per i concorsi, vedete, a cattedra la Costituzione, non lo statuto siciliano, poi per insegnare in una scuola siciliana, e io vi dico quello che avviene tutt'oggi, no? Allora che succede? Che pensavo che fosse qualcosa di qualcosa. Quelli mi dicono: no, abbiamo la gazzetta originale, se vuole le faccio la fotocopia. E disse: tu facci niente. Uscendo in strada cominciai a leggere articolo 1, articolo 2, tutto quello che noi tenevo. E nel frattempo mi incazzavo come sempre, no? Dico: ma come può essere? Che siamo uno stato svizzero e di tutto questo che c'è scritto in una carta c'è qualcosa che non funziona. Allora andai da un amico, docente di diritto regionale, che allora questo lo si insegnava negli istituti tecnici per geometri, perché c'era l'aspetto legislativo regionale in certe cose, giusto ingegnere, e quindi si era costretti solo in questo istituto a parlare del diritto regionale, ma così, diciamo, in quella parte piuttosto tecnica. E allora dico: ma cos'è sta cosa? E mi spiegava. Perché? Torno all'origine e chiudo la parentesi. Mi è venuta la tecnica e mi sono reso conto poi, leggendo gli atti parlamentari, che Luigi Einaudi si fece qualche conticino e disse: questi soldini che derivano dal sfruttamento del sottosuolo, perché già allora era iniziato e la trivellazione in Sicilia era iniziata, dice: questi soldini ci servono per ricostruire il nord e industrializzare il nord. Ancora una volta, la prima volta gli servirono quelli del 150annario, cioè del 1860, di 150 anni fa, no? Quando derrubarono il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli, giusto? Ci servirono poi nell'immediato secondo dopoguerra. E a noi cosa ha detto? Detto i contentini, crearono gli ammortizzatori sociali, gli assistenzialisti. Siciliano di memoria corta, questo vizio che noi abbiamo purtroppo ce lo dobbiamo riconoscere, dice che meglio oggi che è di nell'umano, sempre pagliato, ma tutto sommato. E poi dopo Teroni, colpevoli dello sperpero, che abbiamo dato, ma chi ne ha dato? Le briciole dei nostri stessi soldi. Le briciole dei nostri stessi soldi. Però siamo a cattoni. E allora siamo mafiosi pure. Mi piacerebbe parlare con voi di tantissime cose. Siamo mafiosi, loro lavorano, noi no. Ora di dover chiudere, mi preme di dirvi una cosa. Io ci dà di martire di Murazzo Lungo. Io vi porto oggi il saluto di una persona che veramente è l'ultimo indipendentista della vecchia guardia, della grande guardia, che ho sentito ieri sera per telefono, di Nando Romano. Nando Romano fu uno delle vittime del Randazzo che lo stavano tumulando vivo, il redivivo.
portarono i morti al cimitero di Chiari, il custode che era indipendentista. Siccome i carabinieri si presentarono senza nessun ordine di seppellimento, disse no, io non seppellisco nessuno se non mi dite chi sono e chi non sono. Caso volle che nel fare la ricognizione dei cadaveri, dei corpi, si accorse che uno dei 4 muoveva gli occhi. Si tratta di Nando Romano, classe 1924, che è uno di noi, e io vorrei un applauso per Nando Romano. Si salvò grazie all'intervento tempestivo del custode, un certo Privitera, Isidoro Privitera di Chiara, e poi subì il carcere, riparò nella regione straniera ed è stato fortunato nel ritornare in Sicilia, dove vive tranquillamente, e oggi a distanza di, lui ha 84 anni, pensate, a distanza di tantissimo tempo ha cominciato anche per quest'amore per la propria terra, per questo rapporto che è nato anche con il MIS, con la classe dirigente del MIS, che oggi rappresenta il MIS, diciamo, questo dialogo ogni tanto ci sentiamo, ma persone che hanno veramente cancellato quei momenti tristi e brutti in cui hanno rischiato la vita, altri l'hanno data, lui l'ha salvata per questa terra. Sapete, nel 1974 Concetto Gallo, che fu l'unica volta che parlò di questa sua grande avventura, in una intervista che è un memoriale che io ho riproposto anche su internet, abbiamo rimangiato sui giornali, l'unica volta che parlò ho concesso questa intervista a Enzo Magri. I giornali siciliani rifiutarono di pubblicarla, fu pubblicata al nord, pensate, come al solito, no? Perché qui non si doveva sapere, ancora il tempo era, gli eventi erano freschi, si direbbe, no? Troppo recenti. Ma in quel contesto, durante questa intervista a Fiume, si ci trovava vicino al Concetto Gallo Attilio Castrogiovanni, un grande padre indipendentista.